Un saluto ai nostri amici telespettatori. La settimana scorsa avevamo dato così un piccolo anticipo sull'appuntamento che ci sarebbe stato questa settimana. È previsto proprio domani alla Dimorette, con inizio alle 8:30, un convegno dedicato in modo particolare alla menopausa. Ebbene, per aprire questa trasmissione, che lo sapete va in onda il martedì e il giovedì, abbiamo la professoressa Lorenza Driul, che è direttrice della clinica ostetrica ginecologica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Poi lo ricordiamo, la professoressa Lorenza Driul è anche direttrice della scuola di specialità di ginecologia dell'Università di Udine. Buongiorno professoressa Driul, grazie per essere con noi e per parlarci di questo importante appuntamento previsto per domani. Buongiorno e grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Domani sarà un giorno importante, parleremo di menopausa ed è da tanto che aspettiamo di incontrare i più grandi esperti in ambito nazionale tra ginecologi, endocrinologi, nutrizionisti su questo tema. Un tema che ci coinvolge in prima persona perché è un momento importante di passaggio che dobbiamo accompagnare come ginecologi e sicuramente come donne dobbiamo prepararci a questo cambiamento importante. Quindi ci sono nuove sfide chiaramente da affrontare, perché la donna è proiettata nel futuro, cioè praticamente con degli atteggiamenti diversi rispetto a quelli di un tempo. Tutto è cambiato adesso. Molto è cambiato e molto del nostro tempo la trascorreremo nella fase della menopausa ed è per questo per me un piacere presentarvi oggi la responsabile del centro della menopausa presso l'azienda ospedaliera universitaria UFC, la clinica ostetrica ginecologica di Udine, che in prima persona si occupa all'interno della clinica che dirigo dei pazienti in menopausa, di tutte le problematiche e di tutti gli aiuti che possono essere rivolte loro. Ed è per questo che ho il piacere appunto di presentarvi la dottoressa Monica Della Martina, che interverrà in prima persona domani insieme ad altri colleghi a questo convegno. Bene, ringraziamo per questo suo intervento la professoressa Lorenza Driul e quindi parliamo con la dottoressa Monica Della Martina, che come mi diceva appunto la professoressa Driul è responsabile di questo centro della menopausa dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno dottoressa Della Martina, grazie per essere con noi e tra l'altro parliamo un attimo anche di questo centro, no? Centro dedicato alla menopausa, e perché è importante avere un punto di riferimento, soprattutto guardando alle donne in menopausa del nuovo millennio. Buongiorno, ringrazio la professoressa per il passaggio di parola. Il centro della menopausa nella clinica universitaria di Udine è aperto da oltre 20 anni. Si occupa di fornire un servizio alle donne nella transizione menopausale, quindi già in premenopausa, donne che iniziano ad avere i primi disturbi di questa transizione possono recarsi nel nostro centro. Ha un'ampia offerta, un intero pomeriggio a settimana, il martedì pomeriggio, 10 visite ogni settimana, per quindi riuscire ad accompagnare e gestire la donna in questa importante transizione. Dicevamo, la donna in menopausa del nuovo millennio è una donna nuova rispetto al secolo scorso, è una donna che spesso è nell'acme della propria carriera professionale, spesso, frequentemente anche inizia una nuova vita familiare e sentimentale, quindi sicuramente non bisogna più considerare la postmenopausa come una fase calante della vita, ma anzi un importante periodo di transizione in cui è possibile anche accompagnare la donna in quello che è l'aging femminile in una prospettiva anche di medicina di genere. E com'è effettivamente la donna adesso? Ha queste sensazioni
oppure si lascia abbattere nel momento in cui comincia ad avere i prodromi, quando comincia a sentire i primi segni che la fanno, no, pensare, la riportano alla menopausa. Si lascia scoraggiare, perché una volta le donne un attimo si lasciavano scoraggiare, no, da questa nuova situazione. No, c'è più un atteggiamento di voler affrontare questo periodo e oggi le possibilità terapeutiche sono molteplici e ci permettono anche di personalizzare il trattamento a seconda della donna che abbiamo di fronte. Quindi anche la donna, per esempio una menopausa precoce, farmacologica, chirurgica, nella paziente oncologica, penso, può essere una donna che può trovare un ausilio nell'ampio spettro terapeutico che oggi la medicina ci offre. Senta, le vampate, ecco, sono solamente solo un sintomo? Che cosa sono? Perché a qualcuno vengono, a qualcuno non vengono, a qualcuno comportano anche maggiore irritabilità, cioè c'è tutto un insieme di fattori, no? Quando arrivano queste vampate. E quando una donna poi a lavorare, figuriamoci, non è per niente piacevole, no? Dover sopportare questi momenti, soprattutto rossore in volto. Diciamo che è il disturbo principale per cui la donna cerca un aiuto in questo periodo. La vampata fino a qualche tempo fa veniva considerata uno dei sintomi immediati dello stato menopausale, cioè anche prima della menopausa conclamata iniziare ad avere le vampate era indice della premenopausa. Oggi sicuramente questo rimane, però possiamo vedere la vampata come un marcatore di vulnerabilità biologica. Infatti i dati più recenti della letteratura dimostrano che le donne sintomatiche rispetto alle donne asintomatiche in menopausa sono le donne che più frequentemente avranno patologie croniche tipiche dell'aging femminile, quali la patologia cardiovascolare, e ricordiamo che la principale causa di morte nelle donne in postmenopausa non è il tumore alla mammella, ma è la patologia cardiovascolare, l'osteoporosi postmenopausale, il decadimento cognitivo. E per questo ancora più importante è riuscire a trattare le donne sintomatiche, perché in questo modo riusciamo a fare prevenzione proprio in quella che dicevo una medicina di genere, riesco a fare prevenzione di patologie croniche che hanno una più alta incidenza nel sesso femminile dopo la menopausa. Sì, sì, una volta invece una donna diceva, ah sì, sono le vampate di calore, passeranno, lasciamo che se ne vadano da sole. E quanto tempo possono durare ancora? Quello è Se non molto vengono soggettivo. trattate, se non vengono affrontate con terapie, Nella maggior parte delle donne la sintomatologia si esaurisce entro 2 anni dalla menopausa, però abbiamo un 20% delle donne che soffrono di sintomatologia anche per 5-10 anni. Addirittura, per un periodo così lungo? Ecco, mi Infatti diceva... ci sono Sì. alcune donne a cui è impossibile proporre la sospensione della terapia ormonale anche oltre i 60 anni. Senta, ma con quale... Perché sappiamo che ogni donna chiaramente reagisce a suo modo, insomma, dipende dal suo fisico. In che percentuale sono frequenti nelle donne le vampate, queste di calore? Perché a qualcuno neanche capitano. Sì, e quel qualcuno che è asintomatico sono le donne che hanno, come vi dicevo, minor rischio di patologie croniche poi nell'invecchiamento. Però diciamo che la sintomatologia vasomotoria è il sintomo prevalente e arriva all'80% della popolazione femminile. Le terapie che ci sono, quindi intervenire nel momento in cui cominciano a presentarsi questi sintomi, che sono dei campanelli d'allarme, sono i prodromi in sostanza. E quindi Esatto. terapie. Le terapie, dicevo, sono ampie, Sì. oggi vanno dalla terapia ormonale sostitutiva,
e nel convegno, il convegno si aprirà proprio con una lettura magistrale del dottor Gallo a proposito delle attuali raccomandazioni sull'uso della terapia ormonale sostitutiva targate SIM-SIGIT, che sono le nostre società, la Società Italiana della Menopausa e la Società Italiana della Terza Età. E questo per ribadire l'importanza ancora oggi della terapia ormonale sostitutiva. Io che seguo da 20 anni l'ambulatorio della menopausa ho visto un approccio modificato rispetto alla terapia ormonale sostitutiva da parte delle donne. C'è paura del tumore al seno, e questo dopo il 2002, dopo la pubblicazione del WHI, che è uno dei più grandi trial randomizzato fatto in America sull'uso della terapia ormonale sostitutiva. Studio che poi si è dimostrato avere numerosi bias e non è possibile contestualizzarlo in una donna in transizione menopausale. Quindi noi oggi abbiamo molte terapie farmacologiche ormonali e nel corso del nostro convegno non le dimentichiamo, anche le più usate, e infatti ci sarà una lettura su un preparato in commercio da numerosi decenni che ha ancora valide indicazioni, ma oggi ci sono farmaci nuovi con preparati, con ormoni sempre più simili agli ormoni naturali, che ci permettono quindi di ridurre tutti gli eventi avversi delle terapie ormonali sostitutive più datate. Non possiamo però dimenticare nell'offerta terapeutica la nutraceutica. La nutraceutica, il cui termine deriva dalla nutrizione e farmaceutica, studia tutti quei principi attivi derivanti dagli alimenti che hanno importante azione positiva sulla prevenzione e sul trattamento delle patologie. La maggior parte dei nutraceutici ha origine vegetale, però ci sono oggi in commercio, in farmacia, numerosi nutraceutici sotto forma di integratori, che possono avere varie possibilità nel trattamento dei disturbi della menopausa. Ecco, siamo purtroppo in chiusura di trasmissione. Volevo chiederle così una curiosità: il convegno è aperto esclusivamente a esperti oppure vi possono partecipare anche persone interessate? Purtroppo è aperto solo al personale sanitario, perché anche le regole del Covid non permettono una apertura generalizzata, quindi dobbiamo stare attenti a non superare il numero massimo permesso. Però un domani magari sarebbe anche interessante un incontro diretto, no? con i cittadini, direttamente appunto con le persone. Non posso fare altro che ringraziare a questo punto la dottoressa Monica Della Martina, che ricordiamo essere responsabile del centro Menopausa di Udine, e ringraziamo, che abbiamo visto appunto in apertura, la professoressa Lorenza Driul. Grazie per averci seguito, e a lei, dottoressa Della Martina, non posso dire altro che buon convegno per domani. Spero che emergano cose, no, interessanti, emergano aspetti nuovi e che servano appunto per trovare nuove vie per terapie sempre dedicate alla donna in questo caso. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima puntata, giovedì.